qui, lo ritroviamo già domani mattina per un appuntamento che facciamo ormai da qualche anno a una montagna di libri. Portiamo un autore, anzi in questa nostra estate 2 autori diversi, sui prati di Cortina a leggere dalla propria viva voce il loro libro. Ci vediamo in particolare domani, che è lunedì 5 agosto, sui prati del Piccolo Brite in località Alverà, e avremo l'occasione di sentire alcune pagine dell'Elogio della Finta di cui parleremo questa sera dalla viva voce dell'autore. Domani alle ore 11:30 al Piccolo Brite. Voi sapete dove si trova, si arriva subito sopra l'abitato di Alverà, c'è posto per parcheggiare, poi c'è un magnifico prato dove il tempo della mattina è previsto buono, dopodiché si rannuvola, ma soltanto dopo che ce ne siamo andati via noi. Aspetta proprio fisicamente il momento, e sarà una bellissima emozione. La seconda volta che faremo questa cosa stupenda sarà il 15 di agosto a Ferragosto. Festeggiamo un altro grande scrittore del mondo che è Andrés Neumann, che verrà a trovarci il 14 per presentare il suo ultimo libro Frattura. Andrés Neumann è quello straordinario autore del Viaggiatore del secolo e di Parlare da soli, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie, che è un libro magnifico, e con lui saremo invece in riva al lago di Pianozzes, quindi 2 luoghi di incanto idilliaco della natura alpina di Cortina d'Ampezzo. Invece è annullato l'appuntamento di domani pomeriggio alle ore 18, ricordatelo, e se potete passare la parola mi fate un vero prezioso regalo, con Andrea Segre, perché Andrea Segre ha avuto un piccolo problema, tornerà a trovarci, è già venuto tante volte. Ci vediamo invece martedì 6 agosto, dopodomani, al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi per l'incontro di eccezione con Lella Costa, autrice di un libro magnifico, Ciò che possiamo fare, Edith Stein e la libertà dell'Europa. Si parla di una figura straordinaria, Edith Stein, intellettuale, donna che ha conosciuto una conversione, al tempo stesso che ha conosciuto evidentemente l'orrore dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, una figura limpida e luminosa della quale Lella Costa sentiva che c'è ancora bisogno oggi, nel 2019. Ci vediamo martedì 6 agosto al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi alle ore 18. Mercoledì 7 agosto abbiamo L'infinito tra le note, che è il titolo del libro del maestro Riccardo Muti, che ci fa questo regalo splendido di essere con noi a Cortina. Ci vedremo all'Alexander Girardi Hall, i posti prenotabili sono tutti esauriti, ma la sala è molto grande, ci si trova con spazio ampio, anche se non possiamo tenervi il posto, ci sarà posto davvero per tutti, è una promessa. Ore 18, mercoledì 7 agosto. Infine 2 ultime cose, una subito dopo, giovedì 8 agosto, questo giovedì, Guido Tonelli, che è tra gli scopritori del bosone di Higgs, uno dei grandi fisici che la nostra fisica italiana ha espresso in questi anni, figura luminosa della scienza e straordinario divulgatore, capace di raccontare le cose con una semplicità per le quali quasi le capisco persino io, ci racconta Genesi, il racconto delle origini, ovvero delle origini del mondo, dell'universo, non del mondo, dell'universo che conosciamo, secondo le ultime conoscenze della scienza, ovviamente, secondo ciò che la scienza sa finora. È un libro magnifico pubblicato da Feltrinelli, vi invito caldamente a venirlo a sentire al Cinema Eden, giovedì 8 agosto. Stavo dicendo un'ultima cosa che invece è molto più avanti, anche quest'anno teniamo l'appuntamento di Storia disegnata, che è un appuntamento che abbiamo fatto 2 anni fa, dedicato ad Alexis de Tocqueville e alla Démocratie en Amérique, la democrazia in America, e l'anno scorso abbiamo dedicato a Gay Talese, straordinario scrittore americano. Quest'anno la Storia disegnata fa tappa a Cortina il 19 di agosto, è un appuntamento nel quale insieme alla voce narrante si uniscono i disegni magnifici di Jan Sedmak, l'autore di queste illustrazioni meravigliose, i disegni che però sono live su uno schermo mentre si parla con un musicista, e quest'anno è dedicato alla casa di Tiziano di Pieve di Cadore e al sogno che ebbe un signore chiamato Giuseppe Palatini nel 1920 e qualche cosa, quando immaginò, sognò, pensò, fu davvero convinto che Tiziano fosse venuto a trovarlo in sogno. Per dirgli cosa e che cosa c'entri questo con la casa di Tiziano è un mistero che vi lascio interamente e che scoprirete il 19 agosto se verrete a sentire questo piccolo spettacolo. Prima di iniziare l'incontro di questa sera ho un saluto speciale che vorrei che ci facesse un amico che è venuto a trovarci, ma soprattutto rappresentante delle nostre istituzioni locali, che è Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione del Veneto, che sostiene questo festival. Grazie Cristiano. Grazie a voi.
Buonasera, naturalmente per me l'occasione è lieta per portare il saluto istituzionale della Regione Veneto, che da tanti anni collabora con la Montagna di Libri, e per complimentarmi ancora una volta per la ricchezza del programma con assolutamente un organizzatore d'eccezione che è Francesco, e facciamogli un grande applauso perché lo merita. E devo dire con un'attenzione particolare anche per gli autori veneti. Ieri abbiamo presentato il Campiello, che è il nostro premio di altissimo livello che gli imprenditori veneti da tanti anni organizzano, e il Veneto è una regione di lettori, che se ne dica, perché i dati statistici ci dicono che la propensione alla lettura è molto più alta in Veneto rispetto a quella che è la media nazionale. Quindi partiamo da un dato di partenza interessante, e soprattutto ci sono molte più lettrici che lettori, e quindi questo è uno stimolo anche per diffondere che tra noi maschietti la propensione alla lettura. Noi cerchiamo di farla come Regione Veneto con dei programmi e dei progetti soprattutto rivolti nei confronti dei nostri studenti, dei ragazzi delle scuole, collaborando con le biblioteche, con le istituzioni culturali, con i librai, e direi che stiamo ottenendo dei risultati veramente interessanti. Vuol dire che il terreno è fertile, lavoriamo in questa direzione, e il tassello e il contributo che la Montagna di Libri ci dà è insostituibile. Quindi grazie a voi tutti e buona continuazione. Resta qui Cristiano, grazie di cuore. Glielo diamo insieme il benvenuto, mi fa piacere che tu sia qui. Ho il grandissimo onore di accogliere un protagonista della nostra letteratura europea e mondiale. Sono molto felice che ci venga a trovare per la prima volta, penso la prima di una serie, se lo vorrà, Olivier Guèze. Benvenuto a Cortina d'Ampezzo. Con lui c'è Silvia Benazzi che farà l'interpretazione. Grazie Olivier. Ben arrivato. Grazie Cristiano Corazzari. Allora, siedo. Eccoci. Allora, intanto voglio ringraziare molto Olivier Guèze che ha accettato questo nostro invito, sapendo però, sapevo quando gliel'ho fatto, che eravamo in presenza non soltanto di un grande viaggiatore, di un uomo cosmopolita davvero, ma anche di un cittadino di quella specie di impero che non è mai davvero tramontato in certe parti della cultura, che è l'impero mitteleuropeo, che è l'impero asburgico, in cui ci troviamo non solo in quanto cortina, ma oserei dire anche in quanto albergo. Lo dicevamo poco fa con Olivier Guèze. Olivier lo è anche per alcune circostanze della sua biografia, della sua storia familiare. È un abitante, un cittadino originario di Strasburgo, città che sta su questa specie di crinale magico tra due mondi almeno. Tra un po' so che andrà a Trieste, che è su un altro confine tra appunto più mondi. Ama evidentemente non soltanto i confini e le frontiere, ma soprattutto il fatto che quei confini e quelle frontiere siano porosi, comunichino, mettano insieme, mescolino il sangue. Quando uno pensa, aprendo Elogio della finta, che è il libro di cui parliamo questa sera, ma io ti costringerò Olivier anche a parlare un po' degli altri tuoi libri questa sera, di affrontare soltanto una brillante, magnifica epopea calcistica, quindi di parlare, come faremo, ve lo prometto fin d'ora, di Pelé, di Garrincha, di Ronaldinho, di tutti gli altri protagonisti straordinari di 100 e più anni, anzi di 150 anni quasi, di calcio carioca. Bene, si sbaglia un po', perché si parla sì di calcio, ma attraverso il calcio, con la sua abilità straordinaria di narratore, Olivier Guèze ci racconta di altre cose, di altri mondi. D'altra parte scherzavamo con un altro amico che abbiamo in comune, un altro scrittore, sul fatto che a Guèze capita, evidentemente deve porsi ogni tanto quando si mette a scrivere la domanda: scriverò oggi la storia più cupa e terribile che possa esistere o la più allegra e la più lieta? Verrebbe da pensarlo se si pensa che Neri Pozza, pubblicato in Italia Elogio della finta quest'anno, 2 anni fa aveva pubblicato quel capolavoro assoluto che è stato anche un libro di grandissimo successo, e che ha vinto il premio Renaudot e che consiglio a tutti voi, che è un bestseller, che è La scomparsa di Joseph Mengele. Da una parte gli orrori e le ombre dell'uomo più demoniaco di tutto l'Olocausto, probabilmente, e poi poco dopo, in realtà questo libro è stato scritto poco prima, ma a noi interessa poco, insomma, vicino
quest'altro libro, Elogio della finta, in cui c'è tutta l'allegria e la luce del Brasile e della sua storia complessa, che questa sera, grazie alle parole di Olivier, ritroviamo. Un'ultima cosa volevo dire, poi ti do subito la parola, Olivier. La cosa affascinante di Guèze, secondo me, è che è l'unico filo che sono riuscito a tenere tra le sue diverse cose che ha scritto. Ho detto dell'Elogio della finta, ho detto della disparition de Joseph Mengele, che è il libro di cui vi ho appena parlato. Potrei dirvi di un altro libro che ho qui, che purtroppo ancora in Italia non è stato tradotto, che è un reportage magnifico dagli Stati Uniti del 2011-2012, American Spleen, che a proposito di spleen, quindi a proposito di Baudelaire, a Guèze non capita quello che capita al viaggiatore di Baudelaire. Quando Baudelaire racconta il voyage, dice che il mondo a un certo punto ci appare monotone e petit, monotono e piccolo. A forza di viaggiare il mondo ci rivela la sua vera immagine, che è monotono e piccolo. Beh, siamo in presenza di un viaggiatore che continua a viaggiare e che non prova, evidentemente, forse se l'ha provata, però ha provato anche altre emozioni, non soltanto quella che ogni tanto capita a tutti noi di trovarsi un po' troppo a casa, viceversa continua ad avere intatta questa sua viscerale curiosità e questo sguardo davvero a 360 gradi sulle cose. Questa è una ricchezza straordinaria e anche, secondo me, un elemento particolare, visto il panorama della letteratura europea, che talvolta è un po' stanca, talvolta sembra in una specie di post moderno avere visto tutto e non avere più un bel niente da vedere di nuovo. Questa è la dimostrazione, grazie a Olivier Guèze, che questo può non essere un destino segnato, una sorte segnata. Io volevo iniziare, se sei d'accordo, Olivier, leggendo solo mezza pagina dall'Elogio della finta, che in realtà è una delle pagine finali, se non proprio la pagina finale, per farti una domanda. Allora, siamo a pagina 94. Ultimo sabato a Rio. Il sole è morbido, l'oceano timido. Sulla spiaggia il Colorado Doleme affronta il Copacabana Praia Clube. Squadre di adolescenti fieri e ribelli, di duri, studenti di liceo o ambulanti abusivi, forse manifestanti regolari contro il costo dei mezzi pubblici e il Brasile a due velocità, il Brasile delle persone e quello delle masse, il vicolo cieco in cui stanno loro, partita arbitrata da una giovane donna imperturbabile. Giocano a piedi nudi e velocemente, la palla circola da una metà campo all'altra, scatenati e disinibiti, quei ragazzini che tentano cose folli, rovesciate, colpi di tacco al volo, tuffi acrobatici. I portieri decollano, trapezzisti, sulla sabbia, morbida, non rischiano di spaccarsi le ossa, hanno 16 anni. I tifosi sono tanti. Bevono una birra, sbraitano, imprecano, stappano un'altra bottiglia, brindano, ruttano, fischiano, accompagnano i ripiegamenti difensivi con insulti e gli attacchi con arie di samba. Uno strimpella un cavachigno, la chitarrina, 4 corde nervose, i suoi amici tamburellano, cantano e salmodiano, l'atmosfera si surriscalda, scorrono i minuti, 1-1, 2-2, 3-3, i due FC Malandro sono sempre in pari. E all'improvviso un piccoletto nero, gambe gracili, con un pizzico di follia criminale in fondo agli occhi, il centravanti del Capocabana Praia Clube. Scende a rete, evita la carica di un primo difensore, clic clac, scarta il secondo, movimento di anche, colpo di reni, tunnel, piomba sul portiere e lo aggira, segna, il diavoletto, in trance, braccia al cielo. E gli spettatori esultano, si credono al Maracanã, invadono il campo, si avventano sul marcatore e lo sollevano sulle spalle come bambini. Il dribbling, l'essenza del Brasile. Ora, come si arriva, Olivier, a questa roba fantastica che tu descrivi in modo mirabile, a questo gioco popolare velocissimo, come tu lo descrivi in questi termini, da quella cosa elegante, distaccata, onestamente anche un po' noiosa, che era il calcio quando era nato nell'Ottocento, il calcio del kick and rush, come tu lo descrivi, il calcio degli inglesi. Che è successo in questi 130-140 anni, da questa scena che tu descrivi nel 2012, 2013, 2014, rispetto a quei tempi così lontanissimi? Buonasera a tutti.
Sono molto contento, è la prima volta che sono a Cortina, però per parlare di questo libro vado a parlare in francese, capisco più o meno tutto in italiano, però è meglio per il libro se parlo in francese. Alors, déjà, grazie per l'introduzione. Juste pour commencer, une petite parenthèse. Le fait d'avoir commencé par la fin, puisqu'on a parlé de voyage, rien qu'en écoutant cette page que j'ai écrite effectivement il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans, en fait je revois la scène merveilleuse de ces gamins jouer sur une plage de Rio. Peut-être, comme ça je fais pas des phrases trop longues. Ok, bon bah alors je vais continuer. Donc je revois en fait ces gamins jouer sur la plage et Francesco m'a demandé pourquoi, comment ce livre finalement. Il y a plusieurs raisons, mais peut-être la principale avec le temps qui se dégage, c'est d'avoir vraiment voulu renouer avec l'esprit de ce qu'est fondamentalement le football. Et cette joie qu'on peut percevoir lorsque je vois ces gamins jouer, ce que je ressens, c'est ce que j'ai voulu transmettre en fait, par rapport à une certaine évolution du football qui n'a fait que s'empirer en fait depuis que j'ai écrit ce livre. Là, je vous laisse, sinon ça va être trop long. Beh, innanzitutto inizio con una parentesi, poiché Francesco ha iniziato leggendo una delle ultime pagine del mio libro, appunto ascoltando le sue parole, quest'ultima pagina, sono riuscito a rivedere esattamente la scena meravigliosa di questi ragazzi che giocavano sulla spiaggia di Rio, una scena che ormai ho vissuto 5 anni fa. Perché sono arrivato a scrivere questo libro? Le ragioni sono molteplici, quella principale però è perché io volevo veramente far rivivere il calcio e la gioia che questo tipo di sport può trasmettere, l'autenticità, e sottolineo anche che negli ultimi anni il calcio si è evoluto ma in senso peggiorativo, specialmente appunto di recente. Et parmi les raisons donc, qui m'ont poussé à écrire ce livre, d'abord il y a une raison tout bêtement conjoncturelle. Il y a 5 ans, la Coupe du Monde a eu lieu au Brésil, en 2014, vous ne l'avez pas oublié. Et je cherchais depuis des années à écrire quelque chose d'original sur le football que j'adore depuis que je suis enfant, et sur l'Amérique du Sud que j'adore, que j'ai eu l'occasion d'explorer à différentes occasions, plus tard encore pour la disparition de Joseph Mengele. Et puis, quelque chose qui m'est très important par rapport au football, c'est que moi j'ai toujours appris énormément de choses grâce au football depuis que je suis gamin. C'est-à-dire que pour moi, le football raconte un pays, raconte l'histoire d'une ville, raconte une société. Et dans un pays comme le Brésil, qu'on associe depuis plusieurs décennies au football, j'ai voulu comprendre en fait ce qu'était le football pour le Brésil. Pourquoi finalement ce pays est associé au football. Il se passe énormément de choses au Brésil, des choses négatives, des choses positives depuis des décennies, comme dans tous les pays. Il n'empêche que lorsqu'on pense football, même les gens qui ne s'intéressent pas au football pensent au Brésil. Et on associe le Brésil au football, généralement pour une seule et bonne raison, c'est parce qu'on imagine que tous les grands artistes du football sont brésiliens. Et donc on a tous, selon les générations, moi j'ai grandi, ma première Coupe du Monde c'est en 82, on en reparlera, avec ce fameux Italie-Brésil qui casse cette immense équipe du Brésil de 82. Donc moi c'est ma première Coupe du Monde, et la première Coupe du Monde c'est un événement immense pour un petit garçon. Donc c'est la génération de Zico, Socrates, etc. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, c'est Pelé. Ceux qui sont encore un peu plus vieux, c'est Garrincha. Ceux qui sont plus jeunes, c'est Ronaldinho. Et aujourd'hui, ceux qui sont vraiment jeunes, c'est Neymar. Mais voilà, donc on associe le Brésil à ces artistes-là. Donc j'ai voulu comprendre en fait pourquoi le Brésil avait produit ces artistes-là et qu'est-ce que ces artistes-là racontaient de la société brésilienne depuis l'arrivée du football à la fin du 19e siècle. Beh, vi dicevo appunto che le ragioni sono molteplici, i motivi per i quali ho deciso di scrivere questo libro. Ce n'è una però che è congiunturale, se vi ricordate,
5 anni fa si è svolta appunto in Brasile la Coppa del Mondo. Quindi ero arrivato a un punto per il quale volevo scrivere qualcosa di veramente originale sul calcio, che mi aveva sempre affascinato sin da piccolo, e qualcosa di interessante anche sull'America del Sud. Quindi sia il calcio sia questo continente mi hanno sempre affascinato. Ho scritto anche qualche anno fa, sempre legato al tema dell'America del Sud, la scomparsa, come vi diceva Francesco, di Joseph Mengele. E quindi ho imparato, questo perché? Perché io ho sempre imparato moltissime cose dal calcio, perché credo che questo tipo di sport abbia molto da insegnare sulla storia di un paese, sulla storia della società di un determinato paese. Quindi volevo veramente comprendere a fondo quello che poteva essere il legame tra questo sport e il Brasile, perché quando comunque pensiamo al Brasile il primo pensiero è rivolto al calcio, proprio perché c'è un motivo fondamentale. Il Brasile ha prodotto artisti importantissimi in questo campo. I giocatori di calcio più bravi, se ci pensiamo, sono brasiliani. Nel libro parlo anche del mio ricordo della prima Coppa del Mondo che ho seguito, quella del 1982. Parlo anche di quella famosa partita Italia-Brasile, dove l'Italia appunto sconfitto il paese. E se ci pensate, la prima Coppa del Mondo è anche un avvenimento fondamentale, immenso per un bambino. Per il primo mondiale appunto che ho seguito penserete a giocatori quali Socrate, ad esempio Zico. Per coloro che sono un po' più vecchi penserete a Pelé, per quelli che sono diciamo giovani vi ricorderete sicuramente Ronaldinho, per quelli che sono veramente giovani oggi pensiamo a Neymar. E quindi ho voluto veramente capire perché il Brasile ha prodotto così tanti artisti in questo sport e che contributo hanno dato questi giocatori al Brasile. Senti, partiamo da quello che fa un po' il re del tuo libro, cioè piccolino com'è, scriccioletto com'è, e scricciolo più o meno vuol dire il suo nome in portoghese brasiliano. Nonostante questa sua minuscola taglia ha segnato i destini del Brasile. Sto parlando ovviamente di Garrincha. Garrincha, appunto, lo scricciolo come un uccellino descritto da Olivier Guèze, chiamato dai brasiliani Alegria do Povo, cioè gioia del popolo, cioè quello che dà al popolo le sue più grandi emozioni. Apro e chiudo parentesi, ma lui non risparmia questo elemento fisico, l'ha notato anche Giuliano Ferrara sul Foglio qualche settimana fa. Uomo così piccolo ma chiamato Pau Grande, che non era soltanto il luogo da dove proveniva, ma che in brasiliano significa, in termini volgari, grosso pene, sostanzialmente, cioè un superdotato assoluto, famoso per le sue grandi dimensioni, e che ha disseminato di figli il Brasile, 12, 13, 14, 15, non si sa bene quanto. Insomma, una figura pazzesca. Forse ho già detto troppo, preferirei che il resto lo raccontassi. Queste sono le figlie ufficiali, 12 e 13. Chissà gli altri, appunto, esatto. Senti, no, e poi mi sono fermato a questa cifra, perché l'altra, quella un'altra cifra, diciamo così, anatomica, la lasciamo per strada nella leggenda a chi lo leggerà il libro. Ma a parte questo aspetto, che però è bello perché racconta tutto di quest'uomo, la carnalità di questo paese di cui si sapeva, di questo eroe popolare si sapeva tutto. Perché Garrincha è così fondamentale come snodo d'immaginario del calcio brasiliano? Garrincha, il est intéressant. Moi, je dois dire, d'abord, j'ai une espèce de fascination pour le joueur. C'est un extraordinaire dribbleur, puisque ce livre part du dribble. Mais j'ai pas non plus une adulation absolue de Garrincha, qui était un homme enfant, à moitié ou totalement débile, qui n'a jamais su gérer sa carrière, mais il a ce côté dionysiaque, qui en fait justement quelque chose de très touchant, de très frappant. Quelque part, Garrincha, c'est la frontière entre ce que fut le football et ce que sera le football après lui. Garrincha, donc, c'est un homme enfant, en tout cas il a le cerveau d'un enfant, il joue pour s'amuser. Voilà. Comme les enfants, vous leur mettez, ou même comme un petit chien, à la rigueur, vous lui donnez un petit ballon et il va jouer, il va tourner, il va partir en avant, il va partir en arrière, comme un personnage de dessin animé. Et il joue vraiment pour le plaisir.
Bon, il se trouve que c'est un génie du ballon, donc cet enfant va quand même réussir à gagner 2 Coupes du Monde, en 58 et en 62, et effectivement, il va incarner cette espèce de joie du peuple. Il y a ce film merveilleux de Andrace au début des années 60 qui raconte Garrincha avec des gros plans incroyables. Il faut voir ce film, si vous avez l'occasion, vous le trouvez sur Internet très facilement. Et Andrace fait des gros plans sur les spectateurs du Maracanã, et vous voyez ces ouvriers édentés, vraiment le peuple brésilien qui rit des astuces, des feintes, des dribbles de Garrincha, comme s'ils allaient au cirque en fait. Donc ça c'est la première partie, c'est Garrincha, l'enfant artiste. Je voulais dire aussi le côté dionysiaque, évidemment en Italie, puisque nous sommes en Italie, c'est Pasolini qui a écrit sur le football et qui a théorisé entre le football dionysiaque et le football beaucoup plus cartésien de la plupart des pays européens. Beh, perché ho scritto di Garrincha? Perché l'ho sempre trovato assolutamente molto interessante. Ho una vera e propria adorazione per lui. Sapete, forse lo ricorderete molto bene, è stato un cannoniere straordinario, il mago del dribbling. Quindi io l'ho sempre adorato. J'ai pas dit ça. J'ai dit je ne l'adore pas tant que ça. Il y a un côté que j'adore, ce que je viens de développer, et après je vais développer le côté que j'adore beaucoup moins. Quindi c'è un lato che mi piace molto e poi c'è un altro invece che non mi piace poi così tanto. Quindi vi dicevo, Garrincha, l'uomo bambino che non è mai stato in grado di gestire la sua carriera e che veramente giocava proprio per divertirsi, giocava per piacere, e credo che sia il personaggio che rappresenti nel modo migliore ciò che era e ciò che sarà il calcio dopo di lui, tutto quello che succederà appunto nel calcio dopo di lui. Ha, come vi dicevo, il cervello di un bambino, gioca appunto per divertirsi. Provate a dare un pallone a un bambino e vi accorgerete di quanto si diverta. Un vero e proprio genio del pallone, riuscirà anche a vincere 2 coppe del mondo, una nel 58 e una nel 62. Incarna proprio la figura del giocatore del popolo. C'è un film molto interessante di Andrace che io vi suggerisco di vedere se potete, che ne dipinge un ritratto fantastico. Ci sono dei veri e propri primi piani degli spettatori del Maracanã che guardano delle partite in cui gioca Garrincha, che si divertono veramente, lo guardano con ammirazione quando dribbla, quando fa i suoi trucchi. Quindi vi consiglio veramente di guardarlo. Il titolo credo che sia Garrincha, il bambino artista. La gioia del popolo. La gioia del popolo, Garrincha, la gioia del popolo. E concludo dicendo che poi Pasolini, se parliamo appunto dell'Italia, ha scritto più del calcio che noi chiamiamo cartesiano. Di quello dionisiaco rispetto a quello cartesiano, sì, della distinzione tra i due, no? Giustamente tra quello che abbiamo descritto, il calcio inglese e il calcio teorico, no? Quello, per usare invece una distinzione di Nietzsche, quello apollineo, e quello invece della carne che si sporca. Stavi dicendo un'altra cosa, Olivier? Non, et après je voulais développer je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais comme Garrincha est devenu un personnage immensément populaire, il y a eu des dizaines et des dizaines d'anecdotes invérifiables concernant justement à la fois le talent de Garrincha sur un terrain et aussi véritablement sa débilité en dehors du terrain. Et effectivement son côté obsédé sexuel. Aujourd'hui, à l'époque de MeToo, Garrincha n'irait pas très loin, je pense. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque, en 1958, la Coupe du Monde a lieu en Suède, le Brésil vraiment veut gagner sa première Coupe du Monde. Bon, alors comme pour préparer une Coupe du Monde, vous partez un petit peu en avance, donc la fédération brésilienne loue un hôtel, privatise l'hôtel, et comme il y a Garrincha, que fait la fédération brésilienne? Elle demande à toute l'administration de l'hôtel de se séparer de toutes les collaboratrices de l'hôtel, de manière à ce que Garrincha puisse se concentrer sur le football. Effectivement, le Brésil va gagner la Coupe du Monde, Garrincha s'intéresse au football. 1 an ou 2 ans plus tard, Garrincha a fait toute sa carrière au Botafogo, un des grands clubs de Rio. Sauf que le Botafogo n'était pas aussi bien organisé que la fédération brésilienne. Et donc ils font une tournée en Suède,
Et 1 an après, ou 9 mois plus tard, après la tournée du Botafogo, un enfant de Garrincha naît en Suède. Donc ça, a priori, on peut le vérifier. Mais il y a d'autres anecdotes. Par exemple, Garrincha aurait, je dis bien aurait, c'est un conditionnel, aurait demandé à ses partenaires, après la Coupe du Monde 58, quand auraient lieu les matchs retour. Il n'avait pas compris qu'une Coupe du Monde, c'était un tournoi, en fait. Autre exemple, Garrincha, donc, qui adorait jouer, qui littéralement, le ballon lui collait au pied, à l'entraînement, il n'écoutait jamais son entraîneur. Et donc, son entraîneur aurait mis des chaises, en fait, sur le terrain, pour faire comme une frontière qui aurait obligé Garrincha à passer le ballon à ses partenaires. Il aurait lu des bandes dessinées de Donald Duck dans les vestiaires, etc., etc. Donc, il y a le côté très sympathique du footballeur enfant, il y a aussi les limites de l'individu. Pour en revenir à la question de départ, pourquoi je commence par Garrincha ? Comme je l'ai dit dans l'introduction à ma réponse, Garrincha va signifier quelque part la frontière entre ce qu'a été le football et ce que va devenir le football. Parce que Garrincha est le dernier très grand joueur à seulement jouer, à ne pas se préoccuper d'argent, à ne pas se préoccuper de sponsoring, à ne pas se préoccuper d'hygiène de vie, simplement à jouer au football comme n'importe qui aime le football et va jouer le dimanche matin avec ses copains. Et Garrincha, c'est ça. Le double de Garrincha, c'est Pelé. Pelé est un peu plus jeune que Garrincha, mais il se retrouve dans cette fameuse équipe du Brésil en 1958. Pelé est extrêmement jeune, il a 17-18 ans. Et lui, au contraire, va faire basculer le football dans un autre monde qui est celui dans lequel on vit toujours. Oui, absolument. Et parce que Pelé, lui, se préoccupe d'hygiène, ce qui va lui permettre d'avoir une carrière très longue. 12 ans plus tard, il est encore champion du monde. Il va se préoccuper de contrats. C'est l'un des premiers Noirs à faire la couverture de Time Magazine aux États-Unis. Donc, il va symboliser ce passage du footballeur amateur au footballeur professionnel. Et vous avez ces deux joueurs qui ne s'entendaient pas particulièrement bien, ils sont très différents, bien évidemment, qui, lorsqu'ils joueront ensemble dans l'équipe du Brésil, eh bien, le Brésil n'a jamais perdu un seul match avec Garrincha et Pelé ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par Garrincha, et surtout j'ai voulu commencer par l'enterrement de Garrincha, parce que le livre commence par l'enterrement de Garrincha. Garrincha meurt en 1983, il est jeune, encore, il a 50 ans, ivre-mort. Il a passé quasiment les 15 dernières années de sa vie à boire vraiment comme un trou, littéralement, totalement ruiné, avec effectivement des problèmes, parce qu'il a tellement d'enfants, parce que dans le Brésil, très conservateur des années 60, il a commis l'impardonnable. Il a quitté sa femme, avec qui il avait eu 13 petites filles, pour une chanteuse de samba très connue qui est Elsa Soares. Et donc c'est un scandale incroyable. Et Garrincha aussi a des malheurs personnels, c'est-à-dire qu'il va écraser la mère de sa femme en voiture, ce qui n'est jamais... Enfin, ça tend un peu les relations familiales, on va dire. Et il a failli écraser son propre père en voiture. Donc, il y a cet homme étrange, ce joueur fabuleux et cet homme enfant. Et j'ai voulu commencer par ses funérailles, parce que c'est aussi les funérailles d'un certain football ou d'une certaine idée du jeu. Bon courage pour la traduction. Ci sono 2 o 3 pagine, sì. Altrimenti tutta la nostra solidarietà. Allora, altrimenti c'è il libro anche. Cosa c'è? C'è anche lì. Prego Silvia. Beh, per continuare appunto il racconto su Garrincha. Garrincha era un calciatore famosissimo, pertanto esistono moltissimi aneddoti che non si sa se siano veri oppure inventati. Comunque Garrincha è un uomo che ha vissuto una vita straordinaria, ma anche una vita piena di eccessi. Ad esempio si dicesse che fosse un po' ossessionato dal sesso.
Quindi nel 1958 il Brasile si reca in Svezia, dove si svolge la Coppa del Mondo, e il Brasile è determinato, vuole assolutamente vincere i mondiali, pertanto la federazione brasiliana si muove per tempo e prenota un intero hotel. Siccome si conosce insomma la natura di Garrincha, viene chiesto a questo hotel che tutte le collaboratrici che lavorano appunto in questo hotel vengano allontanate, in modo tale che Garrincha si possa concentrare completamente sulle partite e non venga in alcun modo distratto. Un altro aneddoto carino si verifica un po' più tardi, un anno più tardi, perché in questo caso è la squadra per la quale adesso gioca Garrincha, che è il Botafogo, che appunto fa una serie di partite in Svezia, ma il club in questo caso è meno organizzato rispetto alla federazione brasiliana di qualche anno prima, e succede che Garrincha ha un figlio anche in Svezia, non si sa bene in quale modo, quindi Garrincha riesce a mettere al mondo un figlio anche in Svezia. Un altro episodio carino narra come Garrincha, dopo aver vinto appunto la Coppa del Mondo del 1958, avesse chiesto ai suoi compagni di squadra quando sarebbero state le partite di ritorno, quindi non aveva assolutamente capito che la Coppa si era conclusa con la loro vittoria. Quindi Garrincha, come vi dicevo, adorava giocare in modo spontaneo a calcio, e un altro aneddoto carino è il fatto che appunto lui non ascoltasse mai il suo allenatore, per cui l'allenatore è stato costretto appunto a mettere come barriera tutta una serie di sedie, in modo tale che Garrincha passasse finalmente la palla ai suoi compagni di calcio. Quindi vedete una figura così complessa che presentava però anche numerosi limiti. Quindi tornando alla domanda perché Garrincha, perché come dicevo rappresenta la frontiera tra quello che era stato e quello che sarebbe successo poi nella storia del calcio, e anche perché Garrincha, a mio avviso, è stato l'ultimo giocatore a giocare a calcio per il piacere di farlo. Non si preoccupava dei soldi, non si preoccupava della carriera, della sua gestione, giocava a calcio semplicemente perché gli piaceva. E poi c'era il suo doppio, che può essere rappresentato da Pelé, che è un po' più giovane rispetto a Garrincha, che gioca insieme a lui nella Coppa del Mondo del 58, ha 17-18 anni, e che invece rappresenta proprio il contrario, dà un'immagine completamente diversa del calcio rispetto a quella di Garrincha, perché Pelé diventa il divo, si preoccupa della sua carriera, si preoccupa dei contratti che firma, è il primo uomo di colore a comparire sul Time negli Stati Uniti, simboleggia proprio il passaggio dal giocatore di calcio amatoriale a quello professionista. Quindi ci troviamo di fronte a due giocatori molto diversi, che non andavano neanche particolarmente d'accordo, ma che quando giocavano insieme permettevano sempre al Brasile di vincere. Quindi il libro inizia poi con la scena appunto dei funerali di Garrincha, che muore giovane nel 1983, ha soltanto 49 anni, ma negli ultimi 15 anni si era dedicato all'alcol, quindi aveva bevuto veramente come una spugna, aveva avuto tutta questa serie di figli che gli creavano non pochi problemi in termini di gestione, aveva commesso un peccato enorme, quello di abbandonare la moglie per una famosa cantante di samba. Questa è una cosa che era imperdonabile per la società dell'epoca. Aveva ucciso la suocera in un incidente stradale e aveva rischiato di far fare la stessa fine anche al padre stesso. Quindi Garrincha, quindi un uomo strano, un giocatore bambino, e ho deciso di aprire il libro proprio con questa scena del suo funerale, non solo perché io credo che fosse appunto il funerale di questo grandissimo giocatore, ma anche perché simbolicamente rappresenta il funerale di un certo tipo di calcio. Allora, bravi. Dedico un culto, scrive Olivier Guèze, ai dribblatori brasiliani, quegli uomini elastici che vezzeggiano la palla come se danzassero con la donna più bella del mondo. La covano con lo sguardo e hanno occhi solo per lei. Se la perdono cercheranno di riprendersela, di sedurla per andarsene di nuovo insieme e mai più abbandonarla a un altro pretendente.
Ora, il libro non è soltanto scritto magnificamente da Olivier Guèze, è anche stato veramente molto ben tradotto da Margherita Botto, se non ricordo male, la traduttrice, giusto? La traduzione lo rende in questa maniera croccante, immaginifica nei ritratti che ci regala. Uno di questi ritratti ci arriviamo tra pochissimo, perché secondo me è anche un pezzettino di autobiografia del nostro Guèze, cioè è la figura fantastica del malandro. Non ti sto dando del malandro in senso assoluto, ma un pezzettino di malandro c'è sicuramente in te. Però prima di arrivare al malandro dobbiamo parlare, Olivier, della spina dorsale del libro, cioè dell'idea principale per la quale questo libro si intitola Elogio della finta, e non riguarda soltanto la finta del calcio, ma riguarda un po' tutto. La finta, lo racconta Olivier Guèze nel libro, nasce come necessità difensiva, attenzione, da parte di un certo tipo di calciatori, che sono i primi calciatori mulatti, che mettono piede sui campi da calcio nonostante abbiano il sangue mescolato, quella parola che in portoghese brasiliano si dice miscigenação, che vuol dire meticciato, mescolanza, e al tempo è un affronto alla nazione bianca del Brasile, che racconta a se stessa la favola falsa di essere una nazione bianca, mentre la maggior parte della popolazione ha il sangue africano che gli batte nelle vene. E allora il dribbling nasce non soltanto come quel gesto fantastico, esteticamente meraviglioso, che ha trovato finalmente un narratore che lo raccontasse così bene, ma nasce per difendersi da un qualche cosa. Vai avanti tu a raccontarla questa storia meglio di me, Olivier. En fait, il faut vraiment revenir aux origines du football au Brésil. Le football arrive au Brésil, comme dans toute l'Amérique du Sud, à la toute fin du 19e siècle, importé par des ouvriers britanniques qui travaillent notamment soit à l'exploitation du café, soit à la construction des lignes de chemin de fer au Brésil. Donc le football arrive en 1894 et le Brésil a aboli l'esclavage seulement 6 ans plus tôt. C'est le dernier pays esclavagiste de l'histoire, c'est 1888, donc c'est extrêmement tardif. Quand le football arrive au Brésil à la fin du 19e siècle, vous avez une société littéralement coupée en deux, entre d'un côté les Européens ou les enfants d'Européens, donc les Blancs, et de l'autre tous les mulâtres. Le football ayant été importé par des Britanniques, les classes blanches, qui à l'époque ne regardent que l'Europe, puisque l'Europe à l'époque domine le monde culturellement, scientifiquement, etc. Donc il s'agit toujours de copier l'Europe partout. La France spécialement ? Mais pas pour le football, la France à l'époque. À l'époque c'est britannique. Non, c'est vrai que Rio, à la fin du 19e siècle, se transforme et les architectes de Rio veulent copier le Paris du baron Haussmann. Mais en termes, on va dire, de loisirs, on va plutôt copier les Britanniques. Et donc les Blancs se mettent à jouer au football. Sauf que jouer au football, c'est la portée de tout le monde et c'est très facile. Vous n'avez même pas besoin d'un ballon, prenez une orange, des chaussettes, du papier, que sais-je, et vous tapez dedans. Ce qui fait que très rapidement, tout le monde va jouer au football au Brésil. Les Noirs, les Blancs, les mulâtres, les jeunes, les vieux, etc. Mais en tout cas avec une ségrégation très forte. Beh, innanzitutto credo sia necessario ripercorrere quelle che sono state le origini di questo sport. Allora, il calcio arriva in Brasile verso la fine del XIX secolo, e chi lo porta il calcio in Brasile? Lo portano questi operai inglesi che appunto arrivano in Brasile per lavorare sulla creazione di ferrovie per il trasporto del caffè. Il calcio arriva in Brasile nel 1894 ed è soltanto 6 anni prima che il Brasile ha abolito la schiavitù. Il Brasile è l'ultima grande nazione schiavista e in questo periodo particolare la società brasiliana è divisa in due. Ci sono gli europei o i figli di europei bianchi da un lato e dall'altro tutti gli altri, tutte le etnie, i meticci, gli africani, eccetera. Quindi le classi bianche brasiliane guardano all'Europa con profonda ammirazione, desiderano copiare tutto ciò che è europeo.
la potenza europea. Quindi Rio, ad esempio, dal punto di vista architettonico si trasforma, i suoi architetti vogliono copiare la Parigi dell'epoca. Per quanto riguarda invece lo sport, i brasiliani vogliono copiare, si rivolgono agli inglesi, e il calcio è tutto sommato uno sport molto semplice, perché non c'è bisogno di molte cose, bastano un paio di scarpette, un pallone improvvisato, tutti possono giocare, non importa l'età, non importa l'etnia di appartenenza, ma in questo periodo c'è anche una fortissima segregazione. Sauf que, évidemment, des joueurs de couleur vont essayer de jouer, d'entrer dans les meilleurs clubs. Les meilleurs clubs de Rio, par exemple, qui sont des clubs blancs qui copient les clubs anglais de la fin du 19e, début du 20e. Vous avez tous probablement entendu, par exemple, d'un club qui s'appelle le Flamengo à Rio. Le Flamengo, c'est un club de régate au départ. Donc c'est un club très fermé, assez snob. Et donc ces joueurs vont essayer d'intégrer ces équipes-là. Et que vont faire ces joueurs ? Eh bien, ils vont se déguiser. Puisque en tant que mulâtres ou noirs, ils n'ont pas le droit de jouer avec des blancs, eh bien, ils vont soit se lisser les cheveux, s'ils ont les cheveux crépus, soit même se mettre du talc, donc se blanchir la peau pour pouvoir jouer avec ces joueurs-là. E quindi cosa succede? Che i giocatori però di colore cercano di entrare nei club bianchi brasiliani, che a loro volta copiano i club inglesi. Vi faccio un esempio di un club brasiliano dell'epoca, il Flamengo, che era un club molto snob, molto chiuso. E quindi cercano di entrare a tutti i costi, e cosa fanno? Si travestono, si camuffano, si stirano i capelli, addirittura arrivano a mettersi della cipria per far diventare la loro pelle più bianca. Et par exemple au Brésil, encore aujourd'hui, vous avez le club de Fluminense, qui est un grand club de Sao Paulo, et avant le début des matchs de Fluminense, les supporters de Fluminense balancent du talc Cipria sur le terrain pour porter bonheur. Parce que le plus grand joueur du début du XXe siècle était justement un joueur mulâtre, et ils ont gardé cette habitude de balancer du talc sur le terrain pour avoir de la chance. Ces joueurs-là, donc ces joueurs de couleur qui essayent de s'introduire dans le football de haut niveau brésilien de l'époque, ont peur de toucher des joueurs blancs. Ils ont peur de toucher des joueurs blancs parce qu'à l'époque, les joueurs de couleur sont plus petits, sont moins bien nourris, sont moins costauds. Et donc, première raison de leur peur. Deuxième raison de leur peur, c'est qu'un arbitre va systématiquement favoriser un joueur blanc par rapport à un joueur de couleur. Donc que vont faire ces petits joueurs de couleur ? Eh bien, ils vont inventer toutes sortes de feintes pour tromper l'adversaire, pour éviter le contact et pour pouvoir s'infiltrer. C'est vraiment l'idée du dribble, hein, c'est s'infiltrer, c'est contourner, c'est tromper le joueur blanc. Et on va retrouver chez ces joueurs de couleur du début du XXe siècle, en fait, les mêmes mouvements de hanche, les mouvements de taille, les feintes que vous trouvez chez les lutteurs de capoeira, puisqu'ils ont la même origine. Ce sont des descendants d'esclaves venus d'Angola, et vous allez retrouver les mêmes mouvements d'ailleurs que vous retrouverez plus tard ou à la même époque dans la samba. Tout ça, c'est le même héritage culturel, c'est l'héritage africain du Brésil. Et donc ces joueurs-là vont inventer un style de jeu qui n'avait jamais été pratiqué par le passé, tout simplement parce que le contexte culturel, politique, historique était totalement différent, était unique au Brésil. Ecco, a proposito appunto del fatto che molti di questi giocatori erano soliti cercare appunto di camuffare la propria pelle scura, ancora oggi c'è un club brasiliano che si chiama Fluminense, che
ha questa sorta di rito: prima di iniziare qualsiasi partita il campo da calcio viene cosparso proprio di cipria, proprio per portare fortuna, poi per favorire un esito positivo della partita, e anche perché comunque una delle prime leggende del calcio brasiliano era proprio un giocatore mulato che era solito appunto cospargersi il viso di cipria e lisciarsi i capelli. Quindi, tornando alla nostra storia, questi giocatori di colore cercano di entrare in questi club e però lo fanno un po' a punta di piedi, proprio perché hanno paura quando giocano di entrare in contatto con i difensori bianchi dell'altra squadra. Pensate che questi giocatori comunque di colore mulatti sono più piccoli, sono molto spesso malnutriti, non hanno i fisici portanti dei giocatori bianchi, quindi questo è il primo motivo per il quale appunto hanno paura. E il secondo motivo è che spesso e volentieri gli arbitri favoriscono i bianchi in caso di falli o di eventuali contestazioni. Quindi questi giocatori si inventano una vera e propria tecnica di sopravvivenza, si inventano tutte queste finte per evitare il contatto con i difensori bianchi, e nei loro movimenti ritroviamo gli stessi identici movimenti della capoeira, perché parliamo della stessa appunto origine, sono i discendenti degli schiavi angolesi che hanno portato la capoeira in Brasile. Pensate ad esempio alla samba, quindi sono proprio le origini africane del Brasile di cui stiamo parlando. Questi giocatori si inventano un vero e proprio stile di gioco che non è mai esistito, proprio perché non era mai esistito fino ad allora un contesto sociale di questo tipo, un contesto sociale che era unico in Brasile. E in questo Brasile di camouflage, di nascondimento, di ambiguità, tra l'altro Olivier Guèze ci racconta anche di come nella letteratura si cerca di integrare quest'anima, ci racconta che sono gli anni 20 e 30 gli anni diciamo così fondamentali per la riscoperta della sua identità mulatta del Brasile. Da quel punto in avanti, da quando iniziano a giocare questi giocatori che avete sentito, è impossibile non vedere più questo aspetto doppio dell'identità brasiliana, non ci si può più raccontare la favoletta. Ebbene, in questo però mondo che stava cambiando, in cui ancora c'era evidentemente un certo tipo di ceto dominante che resisteva, una figura straordinaria che secondo me è il vero ponte poi anche con altre figure letterarie di altri libri che Olivier Guèze ha scritto, è la figura di cui vi dicevo poco fa, del malandro. Il malandro, io ovviamente non ho parole per descriverlo se non usando quelle che ha utilizzato Olivier Guèze, magnifiche, e poi il resto lo dice lui. Il malandro, che è un doppio giochista, è il re dell'arte della finta e, scrive Olivier Guèze, è personaggio equivoco della scena carioca, nero o mulatto, furbo, edonista e pigro, canaglia azzimata in frac o completo di lino, bastone da passeggio, cilindro, ispira rispetto con il suo abbigliamento e il suo fisico, vita sottile, torace scolpito, è un asso della capoeira. Il malandro pranza nei buoni ristoranti, seduce donne dell'alta società, frequenta cabaret, casinò, ippodromi e prostitute. Nasconde un rasoio sotto la giacca e gira per i viali della capitale, sguardo assassino, baffi lustri, agile come un gatto. Vabbè, qua ci starebbe anche, appunto, io non lo posso fare, ma... Olivier, che cosa hai trovato in questo malandro, oltre al malandro brasiliano? Quali altri malandri, anche della storia, anche, possiamo dirlo, certi modi che hanno adottato le minoranze per nascondersi e per difendersi nella storia, quando hanno dovuto un po' fare dell'autodifesa, appunto, la pistola qui o la lama del rasoio qui, e anche doversi nascondere per sfuggire alle persecuzioni. Io in questo malandro ci vedo tante figure, non soltanto quello brasiliano, o sbaglio? Non, c'est très juste. La figure du malandro est extrêmement intéressante. Elle s'applique à la société de Rio de Janeiro au début du XXe siècle. Mais en fait, la figure du malandro, elle est universelle. C'est-à-dire, en gros, comment réussir, comment finalement s'adapter, profiter d'une société qui vous ferme la porte systématiquement, ou qui même vous réserve un sort beaucoup plus triste.
puisque là on est en Italie. Si vous prenez par exemple les nouvelles de Sciascia sur la Sicile du XVIIIe, du XIXe siècle, vous avez 1000 malandros dans ces nouvelles. Ce sont toujours des petites gens qui essayent de trouver leur place, de se faire un chemin pour réussir. Et cette figure, elle est universelle. Vous avez ça aussi évidemment dans la littérature yiddish. Si vous prenez les personnages de Bashevis Singer par exemple, ce sont des malandros ils sont pas au Brésil, eux, ils sont pas en Sicile, ils sont dans la zone à l'est de la Pologne, à l'ouest de la Russie, et ce sont des petites gens. Je ne sais pas si vous avez lu par exemple Le Magicien de Lublin, qui est un livre extraordinaire. Ce sont aussi des malandros. Quelque part, Zuckerman chez Philippe Roth, c'est un malandro aussi. C'est-à-dire c'est un petit bonhomme qui essaye de trouver son chemin. Et bien évidemment, moi je me suis retrouvé dans ce personnage qui est fascinant. Et encore une fois, vous le trouvez dans toutes les cultures, ce personnage du malandro. Et encore une fois, c'est vraiment mon approche du football. C'est-à-dire que vous partez de quelques gestes, vous partez de quelques joueurs, et là, on en arrive à parler de Bashevis Singer, ce qui, a priori, il n'y avait pas de lien direct entre le football du Brésil et la littérature yiddish du XXe siècle. Et c'est ce que j'ai voulu explorer, notamment à travers ce personnage, en partant de Garrincha, qui pour moi n'est pas un vrai malandro, parce que le malandro, il est malin. Garrincha est bête. Pelé, c'est une forme de malandro, mais il n'est pas aussi drôle, il n'est pas vraiment séduisant. Par contre, je pense que le joueur qui correspond le plus à cette idée du malandro, c'est Ronaldinho. On s'en souvient tous. Extraordinaire joueur sur le terrain, extraordinaire danseur de discothèque, dragueur, qui a un peu gâché quand même sa carrière parce qu'il aimait trop la vie, justement, ce qu'on retrouve généralement chez les dribbleurs et chez les malandros. Et le fil rouge probablement de ce livre-là, à la fois c'est peut-être Garrincha, mais c'est à mon avis plus la figure du malandro qui moi m'intéresse davantage que celle de Garrincha. Merci. Per tutte le citazioni letterarie proverò ad aiutarti, Silvia, non preoccupare, se ne hai bisogno, magari non ne hai, ma ci sono, se c'è bisogno sono... Abbiamo un'antologia, prego. Sì, come dici tu, Francesco, la figura del malandro è estremamente interessante e trovo che sia appunto una figura universale che ritroviamo in tutte le culture, in tutte le società. È questo individuo che cerca di adattarsi, di trovare la propria strada in una società che di fatto gli sbatte le porte in faccia. Possiamo pensare ad esempio ai personaggi di Sasha nella Sicilia che lui descrive così tanto bene. Lui ne ha tantissimi di questi malandri nei suoi romanzi. È una figura universale, la ritroviamo anche nella letteratura yiddish. Bashevis Singer. Grazie. Con il mago di Lublino. Grazie mille anche per la traduzione. Poi lo ritroviamo anche in Zuckerman, mi pare. Di Philippe Roth, certo. Perfetto, dove si ritrova appunto la figura di questo piccolo uomo che cerca la sua strada ed è una figura che si ripropone, ricompare in tutte le culture. Io però non definirei proprio Garrincha come un vero e proprio malandro. Direi ad esempio che Pelé non lo è affatto, non utilizzerei questa descrizione. Direi che il giocatore che corrisponde meglio alla figura del malandro, a mio parere, è Ronaldinho, proprio perché è il classico giocatore che ama la bella vita, va in discoteca, va in locali bellissimi, proprio come piace al malandro. Certo, il fil rouge è sicuramente Garrincha, ma credo che il mio punto focus di interesse sia maggiormente sulla figura del malandro. Si, è più interessante la figura del malandro. Et je vais rajouter encore autre chose. Si un jour vous êtes déprimé, quelque chose ne va pas, je vais vous donner un petit conseil, ce que moi j'ai fait. J'ai passé 1 mois à Rio pour préparer ce livre, une période les plus heureuses et les plus joyeuses de mon existence. L'une des raisons pour laquelle tout allait si bien, c'est que tous les matins, j'écoutais un disque de Chico Buarque qui s'appelle Opera do Malandro, qui est une merveille absolue, qui vous donne en fait l'essence de la ville de Rio.
et j'espère aussi l'essence de ce petit livre, qui est vraiment le jus de l'existence. Et ce que m'ont fait ressentir l'histoire, ces dribbleurs-là, je l'ai retrouvé dans cette musique de Chico Buarque, Opera do Malandro. Donc essayez demain matin, surtout s'il pleut à Cortina. E se me lo permettete vi vorrei dare un consiglio: se avete delle giornate in cui vi sentite particolarmente depressi o giù di morale, vi consiglio di ascoltare una musica meravigliosa che si chiama Opera do Malandro di Chico Buarque. Ve lo consiglio perché io appunto per scrivere questo libro ho trascorso un mese meraviglioso in Brasile e tutte le mattine alzandomi ascoltavo questa musica bellissima, una meraviglia assoluta che vi dà il senso di quello che è la vita di Rio e anche il senso di questo libro. Quindi provate domani mattina ad ascoltare questo brano meraviglioso. Ce soir aussi, si vous voulez. Anche stasera, se volete. Anzi, la sera forse. Certa musica brasiliana rivela il massimo del suo fascino. A proposito di Chico Buarque, un'ultima cosa su l'elogio della finta prima di fargli una domanda su un altro libro e soprattutto dare la parola a voi se ci sono delle domande, delle questioni che volete rivolgere a Olivier Guèze. Cita Olivier Guèze nel suo libro un altro libro invece del padre di Chico Buarque, Sergio Buarque de Holanda. E Sergio Buarque de Holanda racconta nel 1936 l'anima profonda del Brasile, in cui il malandro è evidentemente una specie è nel proprio ambiente, nel proprio acquario quasi. Sentite, queste non sono le parole di Sergio Buarque, sono proprio le parole di Guèze. Sentite la descrizione del Brasile di allora. I portoghesi avevano spirito di avventura. Marinai, commercianti, guerrieri solcarono i mari e i continenti, avidi di spezie, metalli, legnami preziosi e schiavi, alla ricerca di onori e ricchezze facili che richiedevano audacia e pochi sacrifici. I coloni che sbarcarono in Brasile erano la feccia della terra portoghese, ladri, maghi, puttane e nuovi cristiani, tutti delinquenti comuni di cui il piccolo regno era ben felice di sbarazzarsi, lontano, agli antipodi del grande oceano turchese, nel paese degli zuccherifici e degli indiani eretici antropofagi. Quella colonia diabolica, via, leviamoceli di torno. I coloni se ne infischiavano della tenacia e dello sforzo scrupoloso. L'America del nord, del centro, del sud, tutta l'America è in origine un continente di filibustieri e il Brasile un emporio fondato da briganti e preti spretati. Magnifico. Devo a malincuore separarmi dall'elogio della finta, perché eravamo ormai in una narrazione, in una fiaba, perché devo chiedergli solo una cosa del suo altro libro che abbiamo portato qui, che anche questo è in vendita grazie alla libreria Sovilla fuori da questa sala, ma è troppo preziosa l'occasione di avere qui Olivier Guèze. Quindi prima di dare la parola a voi voglio chiedergli una cosa di La scomparsa di Joseph Mengele. C'è una cosa in comune che hanno questi due libri così totalmente lontani. Non è soltanto il Sud America, è troppo facile, è il fatto che certe epoche sopravvivono al di là dell'epoca ufficiale, della data ufficiale che abbiamo messo come loro confine. Se voi leggete La scomparsa di Joseph Mengele, che racconta la storia tumultuosa, affascinante e terribile della fuga e del nascondimento, a proposito di nascondimenti, questa volta non certo di una minoranza perseguitata, ma di uno dei peggiori criminali della storia, il dottore dell'Olocausto, un torturatore assoluto, in Sud America, ma non in Brasile, in Argentina, scoprite che dopo il 1945 Mengele non aveva tutto questo bisogno di nascondersi, perché quella stessa terra, il Sud America, che mentre leggiamo le storie del Brasile con l'allegria, la festa, il carnevale, la samba, i grandi cantautori e i grandi calciatori festeggiava allegro, aveva accanto un'Argentina che nella stessa identica allegria e divertimento accoglieva migliaia di ex gerarchi nazisti. Ma quello che io ho trovato sorprendente storicamente è che attraverso il racconto di Olivier Guèze si scopre che questi fuggitivi non avevano alcun bisogno di camuffare la loro identità, altro che malandri, potevano andare in giro più o meno fieri, almeno per un certo periodo,
di essere quello che erano stati. Avevano un giornale in tedesco stampato con i caratteri gotici della comunità dei nazisti di Buenos Aires. In altre parole, un'epoca che noi pensavamo conclusasi in maniera irreversibile nel 1945, quando vengono aperti i campi di Birkenau, di Dachau, di Bergen-Belsen e di Auschwitz, proseguiva allegramente come una danza nefasta dall'altra parte dell'oceano, dove qualcuno addirittura pensava, con un occhiolino strizzato da parte del presidente Perón, che si potesse prima o poi ripristinare l'ordine nuovo anche in Europa, magari. Follie, per carità, però follie perseguite da qualcuno lì, anzi da molti. Tutta questa prolusione solo per dire una cosa. Siamo molto vicini a un territorio, Olivier, che è stato l'imbuto di quella storia, è stato come in una clessidra il punto in cui i grani passavano. Lo dico con dolore, ma se non ci fosse stato il Sud Tirolo, l'attuale provincia di Bolzano, molti di quei criminali, non soltanto quello di cui parli qui, che appunto è Mengele, ma per esempio Adolf Eichmann, non avrebbero avuto i documenti falsi con i quali, con dei nomi fittizi, si sono poi potuti recare in Sud America e non sono mai stati, Eichmann sì, ma è un caso unico, non si sono mai consegnati alla giustizia. Abbiamo delle responsabilità qui vicino a noi. Sei stato anche in Alto Adige per ricostruire quella storia, giusto? Quando hai scritto La scomparsa di Joseph Mengele, ci fu un clero altoatesino che fabbricò fisicamente i documenti falsi per far fuggire i nazisti dall'Europa che li cercava. Oui, effectivement, je suis passé par le Sud-Tirol. C'était assez agréable, hein, je veux dire, par ailleurs, de passer par le Sud-Tirol. Effectivement, la plupart des criminels nazis, lorsqu'ils ont quitté l'Allemagne, sont passés comme un espèce d'entonnoir. Hein. Vous passez par la Bavière, puis après vous passez par le Tyrol autrichien, puis le Sud-Tyrol, et puis après vous arrivez à la Méditerranée, soit directement à Gênes comme Mengele, soit vous passiez par Rome comme Eichmann, changer d'identité, etc. etc. Ça peut paraître choquant, et ça l'est. D'un autre côté, il faut se remettre dans le contexte du milieu de la fin des années 40 en Europe. Vous avez des millions de réfugiés qui, littéralement, traversent toute l'Europe. Vous avez des gens qui ont été déplacés, qui reviennent chez eux. Il y en a qui partent de chez eux. Il y en a qui veulent échapper aux communistes en Europe centrale et orientale. Il y en a qui quittent l'Allemagne parce que, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Vous avez des juifs qui partent en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez des dizaines de millions de gens sur les routes. Les gens du Sud-Tyrol ont une solidarité vis-à-vis de la population germanique. C'est clair, c'est simple, ils ne demandent pas qui a fait quoi, qui est qui, mais à l'époque, à la rigueur, Eichmann, c'est plus... on pouvait à peu près savoir qui il était parce qu'il avait un rang très élevé, mais quelqu'un comme Mengele est un homme tout à fait inconnu à l'époque. Mengele, c'est un médecin parmi des centaines de médecins ayant œuvré dans les camps de concentration. Personne ne connaît son nom en 46, 47, 48, il faut attendre les années 60. Dans les années 50, on ne parle pas de l'Holocauste. D'ailleurs, ce mot n'existe même pas. Donc, ce que j'ai voulu retracer à travers la disparition de Mengele, eh bien, c'était de retracer, entre autres, le climat de l'époque. C'est-à-dire que raconter ce genre d'histoire ne sert absolument à rien, à mon avis, si on les raconte avec notre perspective. Par contre, raconter ces histoires-là à travers la perspective de l'époque me semble beaucoup plus enrichissante par rapport à notre propre perspective aujourd'hui. Ainsi, je veux dire, c'est juste au début, je mentionne effectivement qu'ils passent par des chemins de contrebandiers, mais comme beaucoup de gens, encore une fois, toute l'Europe était en mouvement, hein, surtout l'Europe centrale, l'Europe au milieu, simplement. Et Mengele a fait partie de ces gens qui se sont infiltrés à travers ces millions de réfugiés à l'époque. Ça change de Garincha et de Malandro, hein.
Sì, ovviamente per raccogliere tutte le informazioni necessarie sono chiaramente passato anche per il Sud Tirolo, che tra l'altro è stata una cosa piacevole da fare. Ecco, effettivamente, come dicevi tu Francesco, molti ex gerarchi fascisti sono passati, nazisti, chiedo scusa, sono passati prima dalla Baviera, poi sono arrivati nel Sud Tirolo, alcuni prendevano le navi da Genova, altri si spingevano fino a Roma, ad esempio, ed è chiaramente una ricostruzione che può ed è sicuramente scioccante, ma credo che sia necessario considerare il contesto dell'epoca, cosa stava succedendo in quel periodo. C'erano milioni di rifugiati che erano in movimento, si stavano spostando, alcuni di loro volevano sfuggire al comunismo, altri volevano lasciare la Germania per tutta una serie di motivi, alcuni ebrei si volevano trasferire negli Stati Uniti e c'è un dato di fatto però, che il popolo del Sud Tirolo è assolutamente solidale, quindi c'è questa fortissima solidarietà nei confronti del popolo tedesco. Nel Sud Tirolo non si fanno domande, non ci si interessa al passato delle persone, e pensate anche che Mengele era in fin dei conti un completo sconosciuto, non era altro che un medico tra altri numerosi medici che avevano lavorato nei campi di concentramento. Addirittura negli anni 50 non si parla nemmeno di olocausto, bisognerà aspettare gli anni 60. Pertanto io ho voluto rintracciare in qualche modo quello che era il clima dell'epoca, perché credo che farlo in questo modo sia sicuramente molto più arricchente piuttosto dello scrivere un libro dal mio personale punto di vista, dalla mia prospettiva. Quindi credo che fosse fondamentale rintracciare il clima, i sentimenti di quel particolare periodo. Quindi, come dicevo, l'Europa era in movimento e Mengele è riuscito ovviamente a infiltrarsi tra questi milioni di rifugiati. Beh, devo dire che è un bel cambiamento di argomento rispetto a Garrincia. Purtroppo sì, ma questa è la bellezza della complessità di uno scrittore. Siamo in chiusura. Prima di salutarci, che vi alziate e poi vi raccomando dei libri, ci sono delle domande, una domanda o due al volo a Olivier Ghese rispetto alle cose che abbiamo detto del libro. Gliene vorrei fare molte altre, ma ho imparato in questi anni che bisogna lasciare ogni presentazione con la sete e la fame dello scrittore e non svelare tutto. Ci sono mille altre cose da scoprire leggendo i libri di Olivier Ghese. Se così voi voleste semplicemente seguire le sue storie scritte, fatelo. Ci vediamo però domani a un appuntamento prezioso da ricordarvi, quello che dicevo all'inizio, chi vorrà. Le pagine che io ho letto malamente in italiano le ritrovate lette nella sua lingua, in francese, da Olivier Ghese. Domani mattina alle 11:30 al Piccolo Brite in località Alverà. Grazie a voi, grazie a chi ci ha seguito attraverso la nostra pagina di Facebook sulla quale avevamo una diretta, grazie all'amica Silvia Benazzi e grazie soprattutto a Olivier Ghese per il privilegio assoluto di averlo con noi a Cortina. Grazie.